Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolo Napoli e oggi commenterò insieme a voi una nuova e interessante partita. La partita in questione è stata giocata in Montenegro pochi giorni fa. Con il bianco abbiamo il giovane grande maestro danese con ben quasi 2600 punti Jesper Thibaut e con il nero il maestro internazionale Nikčević. La partita inizia così, quindi cavallo F3, che in altri video definivo una mossa un po' elastica, una di quelle mosse che non vuol far ben capire all'avversario come si voglia impostare la partita, quale apertura si voglia giocare, quindi di conseguenza il bianco si adatta un po' alle mosse del nero. Adesso che è stata giocata a D5, il bianco decise di giocare a C4 e qui chiaramente siamo già rientrati in qualche variante dell'apertura inglese. Ovviamente quando il bianco spinge questo pedone potremmo dare il nome di apertura inglese, poi a seconda di come continuerà il nostro avversario magari questa apertura prenderà un nome diverso. Dopo D4 da parte del nero il bianco gioca una mossa molto bella che è B4. B4 a cosa serve? Il bianco ha già scoperto le sue carte, vuole cercare di prendere spazio sul lato di donna della scacchiera cedendo spazio al centro. Questo tipo di sviluppo è abbastanza simile ad altre aperture come il gambetto Benko, il gambetto Blumfeld o comunque alcune varianti stesse dell'apertura inglese. Una mossa che vi dico così per cultura generale che è molto interessante e che qualche anno fa era un po' di moda perché era stata giocata ad alti livelli è senz'altro G5. G5 è il tipico gambetto perché questo pedone non è difeso, quindi il pedone G5 si immola per distrarre il cavallo dal centro della scacchiera e poi il bianco cercherà di impostare il suo gioco dopo che il nero farà E5 per attaccare il cavallo di scoperta e portare i suoi pezzi verso il centro. Tornando alla partita, dopo B4 una delle continuazioni più sensate e comunque più frequenti è senz'altro il B6, la cui idea è chiaramente quella di fare 5 e 3 da parte del nero, attaccando l'unico pedone centrale che in questo momento è il nero. In caso di cambio prenderei senz'altro col pedone F e qui il bianco comodamente prima o poi senza fretta riuscirà a fare D4 e avere il controllo totale del centro, e a questo aggiungiamo anche il controllo del lato di donna. La partita prosegue, dopo E3 e E5 una mossa molto interessante e qualcuno potrebbe dire beh, io magari ti catturo in D4, tu mi catturi in D4 e poi dopo D3 o comunque donna B3. Diciamo che ci sono tante alternative. In questa posizione vi dico che il bianco potrebbe essere soddisfatto. La controindicazione è che quando io catturo al centro permetterò al nero di fare una spinta che chiaramente è molto noiosa perché mi attacca il cavallo, e quando il cavallo si sposterà la donna facilmente si dirige verso il centro, attacca la torre all'angolo che comunque non è persa perché possiamo interporre un cavallo tra l'attaccante e la mia torre. Però qui con certezza possiamo affermare che la donna del nero sta sicuramente bene e il cavallo del bianco qui al lato della scacchiera sta sicuramente in una posizione brutta. Tornando alla partita, dunque, dopo E3 è stata giocata E5, quindi il bianco decide di progredire la presa di spazio sul lato di donna, C5 sulla scacchiera. A5 mossa molto logica. E solitamente quando vogliamo attaccare dei pedoni avversari e questi pedoni sono difesi tra loro, cerco di attaccare la base della catena, quindi i pedoni che si difendono a vicenda, ed effettivamente questa spinta in A5 mette sotto controllo, cerca di attaccare la base perché in caso di cattura chiaramente si indebolisce di conseguenza a C5 e poi con calma potremmo rifarci anche sul pedone A5. La partita dunque continua con scacco in A4 intermedio, l'alfiere difende il proprio re e dopo B5 la cattura in C5. Questa è una posizione molto, molto bella. Come vedete da questi colori azzurri che ho inserito all'interno della scacchiera, le case bianche del nero sono assolutamente deboli, però il nero ha un pedone in più, quindi tipica situazione in cui si è creato un piccolo squilibrio. Il bianco cercherà di avere iniziativa sulle case bianche, il nero deve cercare di creare delle semplificazioni per ottenere un qualche vantaggio. Alfiere C4 la mossa giocata, e questa alfiere è così forte che se il nero decide di cambiarlo magari con donna C8 per fare alfiere 6, in realtà corre il rischio di cadere in qualche trappola, tra cui alfiere per cavallo, la torre riprende. Adesso ci sono due pezzi non difesi e questi pezzi verranno attaccati facilmente da una donna che si sposterà in C4. Dunque, tornando in partita, dopo alfiere C4
Il nero ha deciso di togliere l'alfiere e a questo punto arrocco corto la mossa giocata e C5 per il nero per aumentare il controllo di spazio. Questo è un momento importante. È un momento importante in cui il bianco chiaramente ha un maggiore controllo sulle case bianche, il re nero è rimasto ancora al centro della scacchiera, quindi è il momento di aprire la posizione. Dunque la cattura in D4 è una mossa dovuta. Il nero ha due alternative, in partita ha deciso di catturare col pedone e a questo punto non resta altro che sviluppare i propri pezzi il prima possibile. Lo svantaggio del nero è quello che il suo re difficilmente riesce a nascondersi, riesce ad arroccare, perché chiaramente finché il bianco controlla questa diagonale il re nero resterà al centro. Quindi cavallo E7, cavallo D2 e a questo punto cavallo C8, cercando di creare delle mosse fastidiose come cavallo B6 e iniziare dunque a creare le prime semplificazioni. In fondo il nero ha un pedone in più. Cavallo E4, la mossa giocata. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Adesso vi mostro questa variante perché è molto bella, ma chiaramente non è la mossa che è stata giocata in partita. Il nero gioca cavallo B6. Cavallo B6 attacca la donna, attacca l'alfiere. Però l'idea di giocare cavallo E4 era quella di minacciare un pezzo non difeso catturabile con scacco, quindi scacco e re per il bianco. Il re si sposta, a questo punto nuovamente scacco, il re si sposta e il re al centro della scacchiera è vittima, comunque sia, è soggetto a questo attacco del fiere, e i due alfieri in coordinazione con la torre creano questo particolare scacco matto. Tornando in partita, dunque dopo cavallo E4 l'alfiere si sposta in E7 e a questo punto torre 1 minacciando fastidiose scoperte. Quindi re F8. Un consiglio molto pratico è che quando stiamo minacciando uno scacco di scoperta, meglio per il nostro avversario spostare sempre il re. Quindi quando ci stanno attaccando indirettamente, quindi è quello che sta facendo la torre bianca nei riguardi del re del nero, che prima era qui in E8, e quello che dovremmo fare è cercare di spostarlo. Così è accaduto e adesso alfiere 3 alla caccia del pedone di svantaggio. B6 sulla scacchiera, donna D1, mossa molto bella con l'idea di ripiegare sulle case bianche, perché in fondo alla donna, la regina bianca ha già svolto un ruolo importante sul lato di donna e quindi è già pronta per dirigersi dall'altro lato. Donna D1, idea donna H5, quindi entrare in F7, oppure un'altra idea potrebbe essere che da D1 prima o poi potrebbe saltare in F3 per puntare a quella torre che lì sotto, diciamo lì nella posizione iniziale, è rimasta scoperta. G6 la mossa giocata e adesso arriva un momento tattico molto bello. Diciamo che questa partita magari l'ho scelta tra tante proprio per questo momento tattico. Cavallo E5. In caso di cattura, cavallo E5 la mossa giocata, in caso di cattura seguirebbe scacco di donna, il re si sposta, nuovamente scacco, il re si sposta e adesso, come intuite, è una caccia al re. Potrei continuare così, scacco, il re si sposta ancora, potrei proseguire la caccia in questo modo, il re si sposta ancora, come vedete il re è vittima di continui attacchi dell'avversario e ovviamente quando il re si trova in posizioni molto centrali, molto esposte, è chiaro e si può intuire che effettivamente non è nella posizione più sicura, è soggetto a vari temi di matto. In questa posizione c'è scacco matto per il bianco, vi invito a trovarlo e vi invito come sempre a scriverlo anche nei commenti, poi cercherò di rispondere. Tornando alla partita, dunque questo cavallo in E5 è immangiabile e dunque alfiere 8 per evitare che il cavallo entri creando il doppio, ma il bianco insiste, il bianco porta un altro cavallo in attacco, anche lui in presa, e adesso rinnova la minaccia perché cavallo F7 non si può più tenere sotto controllo, ma in realtà l'idea è lasciare la diagonale libera alla donna che attaccherà quella torre. Così accade, il cavallo in G5 viene eliminato, scacco al re, il re si sposta, a questo punto la torre in A8 è andata, è stata catturata e si rinnova un attacco nuovo, cioè stiamo cercando di attaccare anche quel cavallo che dovrà spostarsi o comunque dovrà essere difeso. Effettivamente il cavallo D6 riesce in questo perché abbiamo appena difeso il cavallo e adesso è il momento di creare delle semplificazioni. Donna 7 sta cercando di attaccare e coordinare i propri pezzi
così come da queste frecce che ho appena disegnato all'interno della scacchiera, e quindi tutto contro E7. Alfiere D7 crea un'intermedia, ma in realtà è tardi perché dopo cavallo C6 seguirà la cattura, intermedia, donna per E7, scacco, cambio delle donne, a questo punto il re si sposta e purtroppo dopo tutte queste semplificazioni effettivamente si resta con del materiale in meno. Materiale in meno, il nero qui ha una torre di svantaggio, la partita è proseguita qualche altra mossa, ma diciamo che c'è poco da dire. Dopo qualche semplificazione effettivamente c'è poco da fare. A questo punto torre C1 riuscirà a catturare un altro pedone perché la torre nera è vincolata alla difesa del cavallo. Comunque lo svantaggio di una torre è veramente tanto. Vediamo un po' la partita dall'inizio, quindi cavallo F3, D5. A questo punto il bianco ha preso spazio, cerca di togliere spazio al nero, ma il nero mantiene il suo controllo di spazio al centro giocando E5. A questo punto C5 è la posizione molto bella raggiunta all'inizio. Il bianco dà un pedone per avere un fortissimo controllo sulle case bianche. Quindi come vedete, diciamo solitamente in apertura non è così importante mantenere un equilibrio materiale, ma ciò che è più importante potrebbe essere anche l'attività dei pezzi. Dipende un po' dal vostro stile di gioco. Quindi a Rocco C5 la cattura al centro serve per aprire la colonna contro i avversari e completare lo sviluppo guadagnando tempo. Il cavallo va in E4. Qui vi mostro un'altra tattica che prima non vi ho mostrato. Quindi questo cavallo attacca l'alfiere, magari la donna si sposta, io così spostando la torre sto minacciando uno scacco di scoperta, e quando il re si sposta c'è un tema tattico molto bello che prende il nome di scacco matto di Boden, coordinazione tra i due alfieri contro il re avversario. In caso di cattura l'alfiere va lì in H6, scacco matto perché gli alfieri sono coordinati tra loro, e svolge un ruolo importante anche questa torre creando il matto. Tornando alla partita e evitando di fare nuove digressioni, cercando di restare in tema, dunque torre 1, re F8 e alfiere 3 cercando di recuperare il pedone che viene difeso con B6. A questo punto il bianco decide di portare i pezzi sul lato di re, donna D1, G6, e a questo punto la sequenza di mosse è molto bella, ossia questa attività, questi cavalli che tranquillamente saltano in avanti all'interno dello spazio della scacchiera dove si trova il re avversario, pur saltando in case controllate. Quindi cavallo E5 prima, dopo cavallo G5, e a questo punto dopo il cambio scacco in F3, intermedia, mangio la torre, attacco il cavallo, e qui al bianco non resta altro che semplificare la posizione, e così avviene finché si raggiunge questa situazione qui, dove dopo tutte le semplificazioni effettivamente si resta con una torre di vantaggio. A questo punto dopo B5 torre C1 il bianco vince. Il bianco ha dimostrato di avere una comprensione strategica superiore al suo avversario, anche per questo diciamo che si sono notati i quasi 200 punti elo di differenza. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Come sempre potete tranquillamente inviare un feedback lì nella chat dei commenti di YouTube, e appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!